Ciao a tutti e benvenuti nell'ultimo video dell'anno. Questo make-up ovviamente è a tema Capodanno, una festa con gli amici oppure una festa in famiglia, però questo non vuol dire che voi non dobbiate sfoggiare un make-up decisamente brillante. Io ho addirittura le mie unghie in tono con la giacca, con gli orecchini, e direi che in questo ultimissimo periodo dell'anno, negli ultimi giorni dell'anno, si fa un po' il recap di tutto l'anno passato e si fanno un po' i bilanci su quello che deve essere, insomma, il nuovo anno. I cari, vecchi, buoni propositi. Io ne ho qualcuno e credo che sia importante darsi degli obiettivi. Ovviamente quest'anno è stato importante come tutti gli altri, ma credo che ogni anno aggiunga sempre un tassello in più alla nostra vita, alla nostra personalità e ai nostri obiettivi. Spero che portiate con voi un bel po' di felicità, di gioia e ovviamente di grinta per il nuovo anno che arriva. Ma lascio tutto questo e vi mando decisamente al tutorial. Dalla Dreamy 2 Palette vado a prendere Pantheon, che è il colore più chiaro, una sorta di nude quasi appunto color cipria, e vado a picchiettarlo in maniera leggera su tutta la palpebra. Dopodiché vado a prendere Déjà Vu, che è questo nude qui, cambio palette, prendo questa di Pat McGrath e vado a prelevare questo marrone freddo qui molto scuro. Vado anche all'angolo esterno. Faccio più o meno la stessa cosa con il colore Offline, sempre dalla Dreamy 2 Palette, che è questo qui, è un viola intenso molto scuro. Vado anche lungo la linea delle ciglia fino all'angolo interno. Mi si vede, sì? Sì. Passiamo un po' il pennello da primer o da correttore, giusto per pulire un pochino la palpebra, e applichiamo questo colore brillante blu qui, che si chiama Rem. Come punto luce all'angolo interno e un po' sotto il sopracciglio vado ad applicare Ethereal 103 Wow Glow di Mesauda. Applico Offline anche alla palpebra inferiore. Matita chiara interno occhi, potete prenderne una bianca, una nude, color burro, basta che sia sufficientemente chiara ad illuminare tutto il make-up. Questa qui è MAC Risk. Applico finalmente la base viso. Come fondotinta vado a prendere Charlotte Tilbury
Light Wonder nei colori 1.5 mixato con 6. Come correttori prendo Ivory e Porcelain di Nabla Cosmetics Close Up. Ma possibile, c'è ancora un matrimonio in corso? Oggi non vado a fare un soft baking, ma vado semplicemente a passare la cipria al contorno occhi e poi al resto del viso. Questa qui che sto usando è Fenty Beauty Butter ed è la Pro Filtre. Faccio un leggero contouring, direi piuttosto un warm up al viso col 301 Sunrise La Terra di Mesauda. Vado a passare un po' di blush da questa palette di Mulac della Sassy Collection. Dalla stessa palette prendo l'illuminante e vado ad applicarlo nei punti che già sapete del viso. Fantastico! Sulle labbra vado con uno splendido rossetto di Gucci della nuova collezione di Matte ed è il numero 204, questo splendido nude piuttosto freddo nel rosa, ma prima vado ad applicare la matita Alter Ego Velvet Line di Nabla. Tampono un po' le labbra per renderle ancora più matte e siete pronti per il circo. Questo è il make up finito, spero che vi sia piaciuto. Questo è stato un anno importante per me e grazie a tutti voi che mi avete seguito comunque con costanza, e vi voglio veramente tanto bene e spero che il nuovo anno porterà ancora tante novità e che sarete sempre in più. Mi raccomando, condividete, commentate, iscrivetevi, invitate gli altri ad iscriversi. Buon anno ancora a tutti e noi ci vediamo decisamente ad anno prossimo. Mua. Ciao!